Con il dottor Nicola Severini di Veneto Agricoltura facciamo quest'oggi il punto sul settore vitivinicolo veneto nel 2021. Ricordiamo, il settore vitivinicolo è uno dei settori, uno dei comparti trainanti dell'agricoltura regionale. Come è andato il 2021 per il comparto? Allora, l'annata meteorologica 2021 per la vite, al pari delle altre arboree, non è stata del tutto ottimale, visto le gelate del mese di aprile che hanno colpito maggiormente gli impianti di glera della pianura centro-orientale. Danni che hanno portato a un ritardo vegetativo che si è prodotto durante la maturazione dei grappoli fino alla vendemmia, un ritardo quantificabile in 7-10 giorni. Diamo un po' di numeri. A quanto ammonta la superficie evitata nel Veneto? Allora, la superficie evitata potenziale, quindi considerando anche i diritti in portafoglio che possono essere impiantati nei prossimi anni, ormai sfiora i 100.000 ettari, è rimasta invariata rispetto all'anno precedente, mentre se teniamo conto della superficie evitata già in produzione, questa è arrivata a 94.151 ettari con un rialzo dell'1,5%. Di questa superficie evitata, il 78% ricade in zona a denominazione DOC-DOC-G e un altro 18% circa ad IGT. Quindi stiamo parlando di uva di altissima qualità per quanto riguarda la nostra regione, il Veneto, e passiamo proprio alla vendemmia. Come è andato sotto il profilo quantitativo la produzione di uva e poi di vino? Allora, la produzione di uva quest'anno si è attestata a 14 milioni di quintali e ha perso solo lo 0,5% rispetto all'anno precedente. Se teniamo conto in percentuale, l'80% dell'uva prodotta è di tipo DOC-DOC-G e un altro 15% circa IGT. Per quanto riguarda poi le varietà di uve, il 20% scarso è a bacca rossa, mentre il restante è tutto a bacca bianca. Tra le uve a bacca bianca ricordiamo il glera, da cui si ottiene il prosecco, che è stato raccolto 6,3 milioni di quintali, mentre il pinot nero della denominazione delle Venezie è arrivato a 1,4 quintali. In termini di vino prodotto, questo si è fermata a 11,7 milioni di ettolitri e rimane invariato rispetto a quello prodotto l'anno precedente. Tornando ancora alle uve e ai prezzi, come sono andati i prezzi? Allora, c'è stato un vero e proprio boom dei prezzi a rialzo, infatti a un prezzo medio di tutte le uve venete di 0,74 euro al chilo è corrisposto a un rialzo del 27,6%. A di sopra di questa media regionale si pone Padova con un rialzo del 44,7% con un valore al chilo di uva di 0,60 centesimi. A di sotto della media regionale ci sono Verona con 0,72 euro al chilo e Treviso con 0,90 euro al chilo che sale del 19,9%. Treviso che mantiene la leadership del prezzo in regione, quindi il prezzo più alto di quelli registrati in Veneto. Chiudiamo con l'export. Ricordiamo che il Veneto è una regione, la principale regione in Italia. Sì, l'export del vino veneto è la punta di diamante dell'intero agroalimentare veneto. Teniamo conto che al terzo trimestre 2021, in attesa dei dati definitivi del 2021, il Veneto ha esportato per 1,8 miliardi di euro, con un rialzo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 13,1%. Il export veneto che somma il 35% dell'intero vino esportato dall'Italia e si presume che a fine anno il Veneto possa arrivare a 2,5 miliardi di euro di vino esportato.